Grande la partecipazione di lavoratori e pensionati alla manifestazione sindacale regionale unitaria per cambiare la legge di bilancio. Sindacati e lavoratori in mobilitazione chiedono al governo e al Parlamento risposte sui temi delle pensioni, del fisco e dello sviluppo sociale. Il corteo, partito presso il monumento ai marinai di via Pepe a Mestre, è proseguito fino a piazza Ferretto, dove dal palco allestito sono intervenuti i delegati RSU e RLS dei diversi settori produttivi. Hanno preso la parola i segretari generali di UIL e CGIL del Veneto, Roberto Toigo e Cristian Ferrari. Luigi Sbarra, segretario generale della CISL nazionale, ha parlato per ultimo. Dalle varie province del Veneto sono scesi in piazza per convincere il governo ad aprire il confronto per cambiare la manovra di bilancio e modificare la legge Fornero. Ma le nostre proposte mettono al centro i giovani e le donne. Bisogna contrastare la precarietà perché il lavoro sta tornando un lavoro povero. Bisogna introdurre una pensione contributiva di garanzia perché la legge Fornero condanna un'intera generazione ad andare in pensione da ultra settantenni e con assegni pensionistici da fame. E poi sul piano del fisco quegli 8 miliardi devono andare tutti a lavoro e pensionati. Rilancio degli investimenti, qualità e stabilità del lavoro, maggiori risorse per la scuola, la sanità, la pubblica amministrazione e una visione organica sulla politica industriale per contrastare delocalizzazioni e cessioni di attività. Ci fanno illudere che con il PNR si sistema tutto, ma noi siamo un paese che ha 2.700 miliardi di euro di debito e non abbiamo la chiarezza assoluta di come vengono utilizzate queste risorse. Altro tema affrontato con preoccupazione è l'emergenza sanitaria nel mondo del lavoro, tuttora in sofferenza nonostante il significativo rimbalzo del PIL. Assicurare ai cittadini la terza dose e poi chiediamo al governo e al Parlamento di valutare l'opportunità, la necessità di una norma legislativa che assicuri l'obbligo alla vaccinazione. Il Paese non può andare incontro ad una nuova fase di lockdown